Da un lato i commercianti del centro, stanchi di vedere le piazze blindate ogni sabato pomeriggio, occupate solo da manifestanti e non da ragazzi e famiglie che vogliono fare acquisti, dall'altro il diritto costituzionalmente garantito di manifestare. I cortei no Green Pass da fine luglio stanno paralizzando il centro di Padova e così il questore ha deciso di far cambiare il percorso al gruppo Veneto No Green Pass, che anche questo sabato ha annunciato di voler protestare contro i vaccini e l'obbligo del passaporto verde. Venuto incontro alle esigenze dei commercianti, tant'è vero che il percorso è cambiato e non è lo stesso dei giorni precedenti, per cui si deve sempre comunque cercare di contemperare le diverse esigenze. Da un lato la libertà di manifestazione e si deve garantire ai manifestanti, però dall'altra parte anche l'esigenza di garantire la libertà anche degli esercenti di poter esercitare la loro attività nel miglior modo possibile. Il percorso scelto dalla Questura per venire incontro alle esigenze di entrambi i fronti prevede la solita partenza da Piazza Duomo e l'arrivo non più in Prato della Valle ma in Piazza Eremitani, dove si terranno gli interventi dei Novax. Osservati speciali dopo l'indagine della Digos di Milano che ha denunciato 8 persone che facevano parte di una chat denominata Guerrieri che volevano mettere in pratica azioni violente, i No Green Pass sfileranno in via Manin, Piazza delle Erbe, parte del Liston fino a Piazza Garibaldi e poi per vie secondarie arriveranno in Piazza Eremitani. Gli organizzatori hanno preavvisato la manifestazione e finora hanno sempre rispettato le restrizioni della Questura, evitando problemi di ordine pubblico. Per questo viene loro consentito di sfilare ancora in corteo. Fino adesso tutte le manifestazioni che si sono svolte a Padova si sono svolte nel rispetto dell'ordine e sicurezza pubblica. Esiste la persona, l'organizzatore con cui noi interloquiamo e devo dire che tutte le manifestazioni non hanno creato delle criticità. Speriamo ovviamente anche in futuro che tutte le manifestazioni, non soltanto queste ma anche le altre, che siano espressione della libertà di manifestazione, diritto costituzionalmente garantito.